È proprio in questo punto che la scorsa notte ha perso la vita Alex Miotti, il 52enne residente a Granella di Tezze sul Brenta. Ci troviamo in via Camazzole, nell'omonima frazione di Carmignano di Brenta. Miotti stava rientrando in sella al suo scooter quando, per causa ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato contro il guardrail. Il corpo dell'uomo è finito nel fossato mentre lo scooter è roteato sull'asfalto per diversi metri. Quando i sanitari del SUEM sono arrivati, per Alex Miotti non c'era più nulla da fare. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale senza escludere alcune ipotesi. Potrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma a seguito di un malore, come potrebbe esserci il coinvolgimento di terzi. Il corpo del 52enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria e con ogni probabilità verrà eseguito l'esame autoptico per capire la causa del decesso di Miotti. L'uomo viveva e lavorava a Granella di Tezze, dove gestiva una ditta di import-export di automobili. Lascia la moglie e 2 figli piccoli. La famiglia del commerciante è molto conosciuta in paese e la comunità è sotto shock. Intanto a Carmignano, lontano dai microfoni, i residenti lamentano la pericolosità dell'arteria dove la gente corre e dove già in un recente passato si sono verificati incidenti stradali con esito mortale.